Centinaia sono gli interventi di sensibilizzazione che i volontari del WWF promuovono per informare le popolazioni costiere sulle modalità di comportamento da adottare in caso di incontri con le caretta, tartarughe marine che vengono a deporre le uova lungo le coste siciliane. Con il progetto Tartarughe il WWF in Sicilia è leader, avvalendosi di un esercito di volontari autorizzati dal Ministero dell'Ambiente al trasporto, manipolazione e trattamento di questi preziosi animali. Giusto in questi giorni a Sciacca si sono svolte 2 azioni di sensibilizzazione che hanno interessato le scuole Rossi e Inveges, nonché alla Lega Navale con alunni del Legnaccio Scaturro, lezioni in aula e dimostrazioni direttamente in spiaggia come fosse un piccolo corso teorico-pratico che i ragazzi si porteranno per tutta la vita come bagaglio esperienziale. Il WWF chiede a tutti i cittadini e associazioni di non cadere nel facile protagonismo esibendo trofei senza le dovute autorizzazioni. Voler bene alla natura significa soprattutto rispettare le regole e il bon ton che deve caratterizzare di chi si occupa di bellezza. La guerra non ci appartiene. Collaboriamo senza volontà protagoniste, il palcoscenico sarà per la natura.